21 maggio 2022, eccoci sulla diga del Vajont. Questa è la frana che ha spazzato via Longarone, pronti per la cima del Monte Toc, ritorno dopo 2 anni. Prima vista di Longarone. Ecco il punto panoramico su Erto, il lago del Vajont, super di qua per la Casera Vasei. Casera Vasei! Direzione cima, in mezzo ai mughi. Eccoci la biforcazione, lì in fondo cima Mora e noi invece super di qua per arrivare alla cima del Toc, che è lì dietro. Eccoci in Forcella e sullo sfondo il Col Nudo, la punta del Dolada e la cresta che porta fino al Col Nudo. Anticima. Ecco la Madonnetta che non avevo visto l'altra volta. Cima 360 dal Monte Toc. Longarone, e lì in fondo il Pelmo, a sinistra il Civetta, in fondo l'Antelao. Spettacolo! E come sempre i mughi non mancano. E andiamo al ravano dei mughi. Indicazione importante: quando vedete questo ometto e qui c'è una segnalazione con scritto Toc e una freccia a destra, non proseguite, bensì fate 2 passi indietro e salite di là. Verifica della stabilità del terreno. Confine Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Ed ecco Casso al ritorno. Terminata la splendida avventura sul Monte Toc. Commento a caldo di Angelo. Tosto, non pensavo, con 1100 abbondanti dislivelli, 5 km di andata, quindi bella tosta, richiede allenamento, però panorama dalla cima merita, vale la pena, però meglio essere allenati. Grazie Angelo, recensione fatta, alla prossima!